si viveva nelle campagne trevigiane di oltre 70 anni fa. E che attrezzi usavano i nostri nonni per lavorare i campi. Facciamo insieme un salto indietro nel tempo per far conoscere alle nuove generazioni come si viveva nelle case contadine dei nostri avi e quali sono le tradizioni che si tramandano anno dopo anno a Zero Branco. Un salto indietro nel tempo grazie all'opera e alla passione di Giuliano Donà, autore di questo museo. E ne parliamo con Anita Geller. Ciao Anita. Ciao. Abbiamo delle opere, dei pezzi unici al mondo qui dentro, Anita. Anche Sì. per importanza proprio. Sicuramente. Abbiamo degli esemplari in questa esposizione che sono stati recuperati dall'essiccatoio a Villa Guidini negli anni 50, una fabbrica che dava da lavoro a moltissime persone di questa comunità. Questo ad esempio è un frantoio di pietra dove veniva macinato le essenze e le granaglie. Ma entriamo nella vita familiare delle case contadine di 70 anni fa. La cosa che si sente più nominare è il famoso filò. Ma che cosa succedeva con il filò nelle case contadine? Durante l'inverno tutti gli abitanti della casa si trovavano nella stalla al caldo delle vacche, dove ognuno si dedicava a diverse attività. Gli anziani curavano il radicchio, ad esempio. I bambini invece ascoltavano il cantastorie che raccontava le fiabe. Certo, ma c'erano anche i fidanzati, i pretendenti che arrivavano per corteggiare, si può dire, le donne, le contadine. Certamente, e i genitori cercavano anche di controllarle, anche se poi le ragazze e i ragazzi ne approfittavano perché i genitori si appisolavano. Magari apposta anche. Certamente sì. Era un momento di socialità, di aggregazione, certamente. La cucina assieme alla stalla era il fulcro della vita familiare. Ma cosa si mangiava? Allora, il cibo era vario. Al mattino gli adulti mangiavano cibi sostanziosi, quindi uova, anche latte, ma soprattutto un bicchiere di vino, perché loro avevano incominciato la giornata già dalle 5 alle 4 e mezza, 5 del mattino. E i bambini cosa mangiavano? I bambini invece mangiavano i pestarei. Che sarebbe i pestarei? Polenta e latte. Ora come allora si ricevono gli amici in casa con un buon bicchiere di vino. Ma sicuramente il bicchiere di vino è uno dei simboli dell'ospitalità e dell'accoglienza, ma anche di molti altri prodotti che si coltivano in questo territorio, di cui è ricchissima questa civiltà, questa comunità. Sicuramente peperone, sicuramente radicchio, sicuramente tanti prodotti di cui è stato precursore questa civiltà contadina, come il bagigio, come la fragola, come il kiwi, come l'asparago. Sicuramente offrire per uno zerotino uno dei suoi prodotti è la più bella accoglienza che possa fare a chi bussa alla propria porta. Dalle origini e dalla vita contadina di Zero Branco passiamo alle tradizioni. Oggi ci troviamo in centro paese per la sagra del peperone, una sagra storica, ma partiamo dalle origini di Zero Branco.
Sì, partiamo dal nome Zero, la cui origine è tuttora controversa, potrebbe derivare da Zairus, potrebbe derivare secondo il Pellegrini addirittura da Teatrum, ma in generale insomma indica questo territorio che dà il nome anche al fiume Zero. Questo è un territorio particolare perché per secoli ha fatto parte della podesteria di Mestre e quindi questo spiega anche il fatto che studiando storicamente questo territorio noi vediamo la presenza di moltissimi proprietari fondiari veneziani che avevano ville, che avevano tenute, che avevano campi, che avevano mulini lungo il fiume Zero, quindi indica nei secoli una certa anche prosperità di questo paese. Presidente, questo è un classico vestito zerotino. Sì, del 1890 più o meno, di quel periodo, dove che a quei tempi qualsiasi manifestazione veniva fatta, ma oltre manifestazione proprio anche i bambini oppure gli adulti nelle feste si vestivano così. E giallo sono i colori dell'estate, nonché i colori del peperone. Ci troviamo naturalmente alla sagra del peperone, ne parliamo con Cesare Bellò. Il peperone, sagra importantissima, 55esima edizione, sta a dimostrare la storia orticola di Zero Branco. Quante cose si possono fare con un peperone? Come quasi tutti i prodotti orticoli si possono fare mille cose, in particolare col peperone troverete all'interno della sagra di Zero Branco tutta una serie di piatti proposti dalla locale Proloco che sono un modo straordinario per gustare il peperone di Zero Branco. Tra l'altro piatti che provengono ormai da una tradizione decennale. Assolutamente sì. Allora sai cosa facciamo, Cesare? Andiamo subito, ci inoltriamo nella sagra del peperone, andiamo a vedere com'è questa cucina tradizionale di Zero Branco. Andiamo. Ed eccomi col sindaco Luca Durighetto per inaugurare la 55esima edizione della Sagra del Peperone, una sagra storica che qui a Zero Branco ogni anno si attende. Sindaco. Sì, è l'evento dell'anno, possiamo dire, qua a Zero Branco. È una festa che non solo è storica, ma ha radici proprio nel nostro territorio. Parte dalla terra, parte dall'agricoltura e poi via via nel tempo si è sviluppata. Abbiamo anche qua con noi i rappresentanti del coro Palio che hanno gli abiti storici che sono stati proprio ricostruiti e quindi è un legame che si protrae nel tempo e che, perché no, ogni anno cerca di trovare qualche novità per portare le persone a venire di nuovo a Zero Branco. Certo, e difatti quest'anno una novità c'è, perché io vedo tutti degli ombrelli colorati sopra di noi, una festa, una vera e propria festa. Da dove è nata questa idea? È sua? Diciamo che è partita sì da me, ma siamo un gruppo di lavoro. Avevamo bisogno di qualcosa di nuovo, di una novità che davvero avesse un impatto visivo forte e abbiamo scelto questi ombrelli appesi che avessero però i colori dei peperoni. I colori dei peperoni. Quanto dura questa festa? Allora, la sagra del peperone dura 10 giorni e avrà vari eventi all'interno della festa. Ci saranno eventi sia per i ragazzi più giovani che magari per le persone con qualche anno in più. Tutti avranno modo di divertirsi e di trovare il proprio spazio e anche, perché no, di assaggiare del buon cibo all'interno degli stand della Proloco. Siamo arrivati fin qui appositamente per vedere come si fa e che sapore ha il pollo con il peperone, che qui a Zero Branco si chiama el poastro col peperone. Ed eccoci qua, il pollo con il peperone, ha un colore giallognolo e abbiamo anche del riso. Del riso. Il riso lo hai fatto con burro, un po' di presemola e un po' di grana. Okay. Invece la ricetta del pollo con il peperone? Farina, lo infariniamo, lo mettiamo il curry, dopo lo mettiamo in pentola con un po' di peperone dentro.
E lui prende il suo gusto prende il sugo caratteristico. Diciamo questo è il mix perfetto per poter assaporare il pollo. Abbiamo detto buon cibo non mente, questo piatto. Buon cibo non mente. Allora, questi sei peperoni stufati. Peperoni stufati, certo. Ma questa è un'altra roba. Peperoni, melanzane e cipolla. La ricetta per la peperonata veneta. Cipolla, peperoni e melanzane, basta così, grazie. Una cottura lenta. Il pomodoro, c'è anche il pomodoro. E c'è anche il pomodoro. Si fa presto a parlare di peperone, sì, ma il peperone ha bisogno di una sua lavorazione, bisogna pearlo. Pulirlo bene dentro, togliere i semi e i filamenti bianchi, altrimenti becca. Quindi il segreto per un buon peperone, perché la ricetta diventi dolce, si può dire così, bisogna pulirlo dai semi. Pulirlo bene, sì. La storia di Zero Branco ha origini antichissime, come le sue tradizioni che si tramandano per dare a noi la possibilità di gioire ancora delle cose semplici di una volta. Grazie, gentili telespettatori, di essere sempre in nostra compagnia. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici. Vi ricordo, se volete rivedere le nostre puntate, potete farlo sul nostro sito www.medianordest.it nella sezione Produzioni. Grazie, buona serata e alla prossima puntata.